Mister, arriva un Tavagnacco in gran forma, un Tavagnacco che con le grandi ha sempre fatto delle grandissime prestazioni. Il Tavagnacco è una bella squadra, è una squadra con giocatrici importanti, ha sempre messo in difficoltà le squadre d'alta classifica, a parte noi però dimentichiamo quella partita dell'andata che è stata una partita dove ci è andato tutto diritto. Credo che sabato sarà una partita difficilissima e dovremo dare il massimo per cercare di portare a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali. Ancora tante assenze. Sì, tante assenze, però vedo che la squadra si esprime bene comunque, speriamo di riuscire a recuperare qualcuna, anche se credo che sarà dura, però comunque saremo competitivi. Lara, arriva questo Tavagnacco in un gran momento, ha fermato le grandi, poi magari ha difficoltà con le piccole. Sì, sabato ci attende una partita difficile, il Tavagnacco è un buon momento, ha fatto ottimi risultati ultimamente. Noi dovremo stare attente, però giochiamo in casa e quindi dobbiamo vincere. Tu all'andata non c'eri, però le tue compagne devono dimenticarla, quella gara di andata quando il Verona vinse facilmente. Sarà un altro Tavagnacco e soprattutto è un Verona con molte assenze. Sì, noi in questo periodo purtroppo siamo abbastanza sfortunati a livello di infortuni. Sicuramente il Tavagnacco non è il Tavagnacco dell'andata. Io, come ricordavi, non c'ero quella partita, ma l'avevo vista. Sono sicura che però insieme alle mie compagne faremo una grande prestazione, perché come ogni settimana ci stiamo preparando bene e l'obiettivo nostro sicuramente è quello di 3 punti.